più originale, divertente e fantasiosa dell'estate in Costa Smeralda e dintorni è stata quella organizzata da Marta Marzotto nel patio della sua villa a Porto Rotondo, sul mare di Punta Volte, di giorno, centinaia di invitati, tutti con la testa coperta, guarnita, decorata, addobbata nei modi più creativi, bizzarri e allusivi. E allora via libera al buon gusto, l'eleganza, l'ironia, ma anche la trasgressione, lo scherzo e il divertimento, con la irresistibile complicità di un intrattenitore come Umberto Smaila e di un corpo di ballo tropical sardo di giovanissimi e scatenati talenti locali. Così, sotto gli occhi divertiti di tanti bagnanti, incuriositi dalle feste in festa, dal golosissimo buffet e dall'arrivo dalla terra e dal mare di tanti personaggi, è scoppiata la festa più pazza di questa travolgente maratona estiva, che ha estenuato anche più resistenti presenzialisti dei riti mondani in una lunga catena di inviti scambiati tra Porto Rapa e Porto Cervo e Porto Rotondo. Sulle teste di quasi tutti si è scatenata la fantasia, palloncini politici più o meno gonfiati, rumba ai Caraibi, una bougainville vivente per Leonardo Donata Le Rose, giardini, serre, conchiglie, dolci tardi, il pappagallo Arturo, fortunosamente recuperato dal suo proprietario Daniele Zanini, dopo una fuga per amore o interesse non si sa, nel parco della vicina Certosa di Silvia Berlusconi. Esasperato look da femmina fatale per l'irriducibile veneziana Fiorella Mancini, stilista e fotografa, animatrice dei più trasgressivi carnevali sulla laguna. Vaporoso e romantico Tulle Rosa per la sposa nera più sexy, Serena Bugliatti, incoronata a Los Angeles, la mamma più bella del mondo, insieme alla figlia, l'attrice Anna Maria Malipiero. Molto ammirata per classe e linea Elsa Martinelli e l'intelligente invenzione sulla testa creativa della commediografa Iaia Piastri. Ricerca dell'effetto in tinta, occhi, cappello per Patrizia Pellegrino, paglia tesa larga e austera per Davide Di Lazzaro, entrata in lungo per Nicola Pietrangeli e Anil Papa. Momenti di riflessione per Umberto Smaila e impulsi dance per la principessa cantante del Ghana, prima della premiazione voluta da Marta Mazzotto per festeggiare alcuni amici che si sono particolarmente distinti durante questa vacanza. La pioniera, sindaco onorario di Porto Rotondo, Odda Gadda, l'attivista Crizia col marito Aldo Pinto, il finanziere Ennio Dori, Nori Corbucci, l'editrice Adelina Tassilo, Giancarla Rosi, moglie del regista Franco, il rude amico Dante Zonta, il principe gentile Dencenco e la di lui splendida fidanzata, l'attrice francese Cyrielle Claire, e tante coppe, coppette per bimbi nipoti e per la bella Maria Zulima, detta Mauci, figlia di Lina Müller ed Enrico Iotti. Ed anche Marta ha ricevuto il premio per la miglior festa dell'estate degli amici di Porto Rotondo, un quadro del maestro Gianni Spadari ispirato al film Casablanca con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. E da questo momento in poi festa grande, aperta al popolo della spiaggia invitato a danzare, con la bellissima adolescente di Cagliari che potrebbe diventare, secondo Lina Müller, la ninfa plebea del suo prossimo film tratto dal romanzo di Domenico Rea. Nunca más encontrar una mujer que lo hiciera soñar y que su cuerpo lo hiciera temblar. Esta nena es tan joven, esta nena es tan sexy, esta nena es tan joven, esta nena es tan sexy.